L'avventura della scienza. Tempo, ormai i robot hanno lasciato i libri di fantascienza per vivere nel nostro mondo. Li troviamo ovunque, in fabbrica, in casa, in sala operatoria, nello spazio, in operazioni di salvataggio, perfino nei campi da gioco. Di robot parliamo insieme ai nostri invitati, il professor Andrea Bonarini, che insegna intelligenza artificiale al Politecnico di Milano, il professor Stefano Panzieri, che insegna reti e sistemi per l'automazione all'Università Roma 3, il professor Eugenio Guglielmelli, che insegna bioingegneria industriale all'Università Campus Biomedico di Roma, il professor Bruno Siciliano, che insegna robotica all'Università di Napoli Federico II ed è presidente della Società Internazionale di Robotica. Allora, professor Siciliano, al di là dei libri, dei film di fantascienza, qual è la definizione di robot oggi? Bene, i libri di fantascienza, da Frankenstein a Metropolis, da Guerre Stellari a Blade Runner, per finire al più recente Io Robot, hanno indubbiamente condizionato l'immaginario collettivo, che ha sempre visto il robot come un androide che parla e cammina, che vede e sente, che ha una gestualità e una reazione assolutamente simili a quelle umane. In realtà la definizione più corretta del termine robot, che deriva di origine slava e deriva da robota, che significa letteralmente lavoro esecutivo, lavoro subordinato, fa riferimento a una macchina automatizzata che ha mansioni di ausilio al lavoro umano, quindi diciamo per sostituire o eventualmente migliorare la qualità del lavoro umano. Ma per comprendere meglio la definizione di robot, probabilmente è opportuno fare riferimento a quella che in campo scientifico viene normalmente adottata come definizione di robotica. Bene, la robotica viene vista come quella scienza, quella disciplina che studia la connessione intelligente tra percezione e azione. L'azione è provvista da un sistema meccanico che tipicamente ha un apparato locomotorio, quindi delle ruote, dei cingoli, delle gambe artificiali, e un apparato di manipolazione. Pensiamo a braccia artificiali, a organi di presa, a mani, a utensili in campo industriale. La parte percettiva è fornita da un sistema sensoriale, quindi sensori di posizione per misurare lo stato del sistema meccanico, sensori di natura esterna, quindi intendo dire sensori tattili, sensori di forza, telecamere, che siano in grado di misurare lo stato dell'ambiente. La parte intelligente è fornita da un sistema di controllo, un'unità di governo, e se riflettiamo un attimo, questa intelligenza funziona con un principio fondamentale, che è il principio del feedback, della retroazione. E lo stesso principio è quello che ritroviamo proprio nel corpo umano, quindi si sposa la definizione di androide anche dell'immaginario collettivo. Ecco, professor Guglielmelli, a questo proposito, un robot è progettato per essere simile in cosa a un essere vivente? Beh, in fondo gli stessi componenti fondamentali di un robot, gli attuatori, i muscoli, i sensori, i recettori sensoriali sul nostro corpo, il sistema di elaborazione delle informazioni che controlla le parti meccaniche, lo scheletro, i tessuti del nostro corpo, sono presenti negli esseri viventi, così come abbiamo sentito essere componenti fondamentali appunto dei robot. Questa similitudine può far capire come la natura in fondo sia una fonte inesauribile di soluzioni applicabili in ingegneria per lo sviluppo di sistemi meccatronici artificiali. Ed esiste una disciplina che è la biomeccatronica, che studia proprio l'analisi, la modellazione degli esseri viventi per sviluppare macchine artificiali innovative. E ad esempio la biomeccatronica si occupa dello sviluppo di protesi biomimetiche, protesi di arto che possono essere simili, emulare il funzionamento, il comportamento motorio e sensoriale della mano umana e anche essere interfacciati direttamente. Una delle frontiere di ricerca è proprio l'interfacciamento diretto col sistema nervoso, bidirezionale, per restituire anche sensazioni tattili a un amputato, ma anche imitare ad esempio
volo degli insetti per costruire micromacchine in grado di monitorare l'inquinamento atmosferico o imitare il moto di un geco o di un lombrico per sviluppare sistemi che possono navigare nelle condizioni che offre il nostro corpo umano, l'apparato digerente ad esempio. Quindi un mondo sicuramente affascinante anche per i nostri studenti e tra l'altro è importante notare come lo sviluppo di sistemi biomorfi ispirati al mondo biologico possa essere anche uno strumento per la ricerca in biologia e in neuroscienze. Ecco, professor Panzieri, un robot e l'intelligenza, i rapporti. Un robot può essere considerato una macchina intelligente? Ma sicuramente, io però prima di parlare di intelligenza parlerei di autonomia, che forse è una delle cose più importanti. In realtà fino ad oggi i robot sono stati utilizzati in contesti abbastanza ripetitivi, però c'è una domanda sempre più forte proveniente dalle aziende, dalle società di servizio per oggetti che godano di una certa autonomia in grado di rapportarsi con il mondo reale. Ecco, proprio il fatto di potersi rapportare e confrontare con situazioni reali, questo è autonomia e se permette a questo punto io darei anche una piccola definizione di intelligenza, dicendo semplicemente che nel momento in cui abbiamo una macchina che è dotata di sensori e in qualche modo ha degli obiettivi e implementa delle strategie che bene o male dovranno ancora adattarsi al particolare contesto, ma insomma implementa delle strategie per realizzare questi obiettivi, beh allora in effetti io sono d'accordo nel definire intelligenti queste macchine. È importante probabilmente anche definire correttamente il contesto all'interno del quale queste macchine si muovono. Può fare un esempio di questa macchina con sensori che in qualche modo definisce intelligente? Ma certo, io direi che noi potremmo immaginare una macchina che deve acquisire delle informazioni, per esempio, per pulire una stazione di una metropolitana. È chiaro che una stazione della metropolitana è sempre uguale, però le cose che devono essere raccolte e asportate sicuramente si trovano in posti sempre differenti, per cui l'insieme delle strategie definite all'interno di questa macchina in effetti potranno, unite ai sensori, portare alle azioni che saranno necessarie a compiere questo task, questa azione. Ecco, professor Siciliano, nell'industria quanto è importante avere dei robot funzionanti, dei robot operai? Ma non è un caso che i robot hanno trovato proprio la loro più larga diffusione in campo industriale, temporalmente a partire dagli anni 70. Quali sono le ragioni che hanno favorito questa larga diffusione in campo industriale? L'abbattimento di costi, l'incremento della produttività, il miglioramento della qualità del prodotto e forse l'aspetto più importante, la riduzione dei rischi e delle alienazioni che gli operai che lavoravano in fabbrica erano costretti a subire in qualche modo. Ora, rispetto proprio a quanto diceva il professor Panzieri, il concetto di robot operaio riguarda fondamentalmente un contesto in cui il robot ha scarsa autonomia. Il robot viene preprogrammato per eseguire una serie di operazioni ripetitive e le operazioni sono sempre le stesse sui vari turni di lavoro. L'operazione campione classica che esprime in maniera evidente questo concetto di ripetitività è l'operazione di pick and place, cioè l'operazione di prendere un pezzo e spostarlo da un punto all'altro della cella. Ma i robot creano lavoro, creano opportunità oppure lo tolgono in fabbrica? Questa è una domanda alquanto delicata perché è chiaro che c'è una sostituzione di lavoro manuale, però quello che in realtà è avvenuto negli anni 80 e negli anni 90 è una riconversione del lavoro in fabbrica. È chiaro che rispetto all'alienazione di operazioni tipo quelle che descrivevo prima, cioè delle operazioni ripetitive, noiose, alienanti, si è venuta a creare la necessità di una nuova figura professionale in campo industriale, che è quella, ad esempio, del programmatore di robot, del supervisore di una cella robotizzata, e quindi ci muoviamo inevitabilmente verso più gli aspetti informatici della disciplina. Ecco, può fare un esempio di un robot che lavora in fabbrica?
Ma le operazioni classiche che poi hanno favorito la grande diffusione dei robot è nel settore automobilistico, come lei diceva nell'introduzione, cioè per la produzione, il montaggio, l'assemblaggio dei vari pezzi di un autoveicolo ci sono una serie di robot che eseguono delle operazioni in maniera più o meno coordinata e sincronizzata, e queste operazioni possono essere il montaggio di una scocca, il montaggio dei pistoni nei cilindri di un blocco motore e quant'altro. Ecco, professor Bonarini, si può dire che i robot ormai sono entrati nella nostra società, ne fanno parte? In un certo senso sì, nel senso che ormai fanno parte del processo produttivo e sono diventati indispensabili nel processo produttivo. Ormai ci sono però molte aziende e anche stati come il Giappone e altre entità che stanno investendo per avere i robot davvero nella società, quindi per poter portare i robot intorno a noi in maniera che possano collaborare con l'uomo e vivere in qualche modo insieme all'uomo. Vivono insieme a l'uomo, sono un po' compagni di corso nella nostra vita. Ecco, degli esempi, dove sono più utili, la sua esperienza? Già adesso vediamo dei robot che sono anche venduti da televendite e prodotti anche in Italia, che sono in grado di pulire degli ambienti, quindi con una specie di aspirapolvere, piuttosto che dei robot che tagliano erba. In un prossimo futuro vedremo dei robot che sono in grado di portare in giro materiali, ad esempio in un ospedale, seguendo ad esempio degli infermieri, piuttosto che appunto fare delle operazioni di pattugliamento, di sorveglianza, piuttosto che ancora aiutare, diciamo, in vari compiti, piuttosto che affiancare davvero l'uomo in attività di gioco, ad esempio. Quindi robot di intrattenimento sia per bambini piuttosto che per anziani. Ecco, professor Guglielmelli, i robot negli ospedali come possono essere di aiuto? Degli esempi? Sicuramente la medicina è un campo molto promettente per le applicazioni in robotica. Alcuni esempi, tra quelli già più diffusi, possono essere l'utilizzo in chirurgia assistita. Quindi sfruttare le capacità di posizionamento fine di un utensile del robot per forare un osso, predisporre ad esempio l'impianto di una protesi d'anca, riducendo tutti i possibili effetti negativi che una lavorazione non corretta potrebbe comportare per il paziente, per la sua capacità di camminare o di dover essere quindi rioperato, ma anche in settori come la chirurgia mini-invasiva, quindi pratiche non tradizionali, laddove al robot viene delegato il compito di reggere tutte le cannule che entrano da piccoli forellini nel corpo umano, e il medico opera da una stazione come se operasse un videogioco, controllando dei joystick, dei pedali davanti a uno schermo a qualche metro dal paziente, per aumentare la destrezza, la capacità del medico di operare all'interno del corpo con utensili miniaturizzati. I risultati di queste tecnologie robotiche così avanzate quali sono? Cosa vede? Dunque, esistono, come dicevo, già in commercio apparecchiature di questo tipo installate anche in Italia, in vari ospedali italiani, e i risultati sono incoraggianti, nel senso che l'utilizzo del robot permette effettivamente un miglior decorso post-operatorio, anche se ovviamente sperimentazioni cliniche su larga scala sono necessarie per capire quali sono le procedure e anche capire come organizzare il lavoro intorno alla macchina, come sempre necessario per rendere il tutto efficiente e costo efficace. Inoltre è sicuramente ipotizzabile che questa è solo una prima generazione di macchine di questo tipo che sta per essere introdotta, perché è il lavoro del medico e dell'ingegnere nel concepire queste nuove macchine, anche utilizzando componenti appositamente pensati per l'applicazione in medicina, mentre le macchine attuali spesso usano manipolatori derivati dall'ambiente industriale. Solo questo tipo di approccio potrà probabilmente realizzare macchine effettivamente capaci di introdurre una discontinuità anche nei risultati poi del trattamento dei pazienti. Professor Siciliano, oggi si parla di robotica avanzata. Che cos'è l'avanzamento in robotica? L'avanzamento riguarda una spiccata caratteristica di autonomia. L'avanzamento riguarda le applicazioni in ambienti ostili, quindi ad esempio le applicazioni in campo spaziale, in campo sottomarino, le applicazioni per robot che vanno a manutendere plasmi nei reattori nucleari, applicazioni militari purtroppo.
Ci sono poi una serie di applicazioni cosiddette di servizio che effettivamente rendono dei benefici per la società. Quindi parliamo di assistenza ai disabili, di robot, come diceva il professor Guglielmelli, per applicazioni mediche, robot nell'agricoltura e quant'altro. Che cos'è che caratterizza tutte queste applicazioni cosiddette avanzate? Beh, certamente il grado di complessità, di incertezza e di variabilità nell'ambiente in cui opera il robot. Allora, professor Bonarini, compiti sempre più avanzati di questi robot, facciamone un po' degli esempi. Sì, diciamo, ci sono una serie di esempi legati appunto alla complessità del compito da affrontare, complessità che per un robot si risolve in una complessità percettiva, quindi riuscire a capire cosa effettivamente sta intorno al robot, e una complessità di ragionamento, riuscire a fare l'azione giusta. Quindi c'è qualcuno che sta incominciando ad usare ad esempio dei robot per supporto psicologico, quindi a fare interagire delle persone, magari degli anziani, con dei robot che possano reagire opportunamente e quindi creare un rapporto, se vogliamo, terapeutico con questi robot. Ma piuttosto anche applicazioni di cui si sta parlando ormai da diversi anni, come potrebbe essere la carrozzella per disabili autonoma, in cui il disabile dice voglio andare in cucina e la carrozzella lo porta in cucina, piuttosto che anche una delle applicazioni che in questi ultimi tempi è venuta molto alla luce, che è l'automobile automatica, quindi c'è stato un grosso successo nell'avere dei veicoli che hanno fatto dei percorsi di decine di miglia nel deserto autonomamente. Tutte queste applicazioni richiedono una buona percezione, capire cosa sta intorno, buona velocità di reazione, e aprono un problema sulla responsabilità. Cioè, quando un disabile dice voglio andare in cucina e la carrozzella per un qualche motivo dovesse avere un guasto e magari portarlo contro un muro, a questo punto la responsabilità di chi è? Di chi ha progettato il robot, del robot, del costruttore, e quindi la complessità comincia a riportarsi a un livello tale per cui si vuole avere dell'affidabilità, cioè il problema diventa tanto più complesso quanto più è importante riuscire a garantire un certo tipo di prestazione in un ambito che sia un ambito non controllato, quindi un ambito di vita normale. Allora, professor Panzieri, accanto ai robot medici, ai robot operai, cominciamo ad avere dei robot esploratori in grado di indirizzarsi in modo autonomo. Sì, sicuramente, anzi probabilmente quella dell'esplorazione è sempre stata una grande sfida dell'uomo, e non è un caso che questa trasmissione si chiami proprio Explora. In realtà robot esploratori noi li troviamo in tantissimi contesti, e sono tutti quei contesti all'interno dei quali l'uomo ha delle difficoltà oggettive. Mi vengono per esempio in mente delle applicazioni di esplorazione di crateri di vulcani. Anche in Sicilia abbiamo avuto dei risultati molto positivi con dei robot che sono riusciti a scendere nel cratere dell'Etna. Poi possiamo sicuramente citare altri ambienti difficili, come possono essere l'ambiente sottomarino, e ovviamente non dobbiamo dimenticarci di tutti quei robot che la NASA ha progettato e che in qualche maniera è riuscita a far arrivare su pianeti come Marte. E sono dei robot che sono stati in grado di navigare sul suolo marziano e in qualche maniera, evitando ostacoli come potevano essere dei grandi macigni o dei crepacci, sono riusciti ad esplorare questo ambiente sicuramente difficile. Ecco, professor Bonarini, squadre di robot anche sui campi da gioco, nei campi da calcio. È solo un gioco o è qualcosa di più? È qualcosa di più, è un modo per stimolare la ricerca e per produrre qualcosa di veramente difficile. Avere una squadra di robot che gioca a calcio, come abbiamo ogni anno ormai da diversi anni, contro un'altra squadra, vuol dire avere sostanzialmente dei robot autonomi in grado di prendere delle decisioni su come andare sulla palla, come interagire con i compagni, contro degli altri robot che gli vogliono impedire di fare qualche cosa. Tutto questo ha una velocità che va per i robot intorno ai 2 metri al secondo e per la palla intorno agli 11 metri al secondo. Quindi vuol dire riuscire a prendere delle decisioni molto velocemente, decisioni molto complesse, in piena autonomia, coordinandosi con altri. Se vogliamo, questo è un gioco, il gioco del calcio. In altri casi abbiamo altri tipi di giochi che mettono in luce altre caratteristiche, aspetti meccanici interessanti, ma le ricadute
dei risultati che si ottengono in questo tipo di attività poi vengono riportate in tutte le altre attività che abbiamo già accennato e che in qualche modo sono quelle che porteranno i robot autonomi nella società. Ecco, professor Guglielmelli, questi robot sono molto efficaci, efficienti, ma sono anche simpatici. Un domani potranno essere come assistenti personali di ciascuno di noi? Beh, perché no? Forse la futura generazione, nei prossimi 10-20 anni, assisteremo alla diffusione del mercato del personal robot dopo il personal computer. Quindi il robot per l'assistenza personale è un'idea che potrebbe diventare anche appetibile in una società come quella italiana, che contende al Giappone il primato di popolazione più longeva. E in Giappone hanno già immaginato e in qualche modo pianificato, in presenza anche di flussi di immigrazione molto bassi che tradizionalmente caratterizzano quel paese e che invece danno a noi la possibilità di avere manodopera a basso costo, lavoratori stranieri che svolgono il ruolo di badanti, hanno teorizzato che l'area dell'assistenza personale sarà uno dei principali mercati su cui applicheranno i robot umanoidi che molte industrie giapponesi stanno sviluppando, che hanno già dato interessanti dimostrazioni di capacità di deambulare, camminare su gambe negli ambienti progettati per l'uomo. E professor Bonarini, si può pensare di usare i robot anche come maestri nella didattica proprio per i bambini? Ma magari come maestri, per averli come maestri aspettiamo qualche tempo, però già adesso ci sono delle esperienze molto interessanti in cui i robot sono strumenti per la didattica. Ad esempio abbiamo in corso da qualche tempo un progetto col Museo della Scienza e della Tecnica di Milano e molte scuole in Lombardia, in cui i bambini delle elementari e delle medie si trovano a costruire dei robot e costruendo dei robot magari per degli scopi ludici, quindi per poterci giocare, per poter fare delle gare, imparano dei concetti che sono concetti di base come quello della retroazione, del feedback, del sensore, della misurazione. Quindi usiamo i robot come strumento per poter veicolare dei concetti che altrimenti potrebbero essere studiati sui libri in maniera molto meno efficace, seguendo un po' questo paradigma del costruire, toccare con mano quello che vogliamo imparare. Un robot, professor Panzieri, può salvarci la vita? Sì, anzi questa è una delle applicazioni che più vengono studiate in questi ultimi tempi. A me vengono in mente alcune realizzazioni come per esempio dei robot in grado di scavare dei tunnel su cumuli di macerie. Ecco, oggetti di questo tipo sono stati usati dopo il crollo delle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001, però altri tipi di applicazioni possono essere anche all'interno di miniere nelle quali sono successi dei crolli o comunque incidenti di questo tipo, oppure dopo i terremoti. Comunque in ogni caso posti dove le squadre di soccorso difficilmente possono arrivare perché magari temono ulteriori esplosioni o ulteriori crolli. Ecco, professor Siciliano, lei è stato eletto recentemente presidente della Società Internazionale di Robotica. L'Italia come è messa in questo settore scientifico? È all'altezza degli altri paesi occidentali? Bah, direi senz'altro di sì, anche con una punta di orgoglio da accademico italiano. Devo dire che in Europa i paesi trainanti per le attività di ricerca sono l'Italia stessa, la Germania, la Francia e la Svezia. Noi di recente abbiamo attivato una rete di eccellenza finanziata dalla Comunità Europea, Euron, il cui scopo è proprio quello di promuovere le ricerche in robotica e favorire gli scambi tra ricercatori dei vari gruppi di ricerca. Pensi che questa rete raccoglie quasi 200 gruppi di ricerca attivi e di questi 200, 20-30 sono gruppi di ricerca italiani, quindi questo denota un fermento di ricerca in Italia. Per contro, con una sottile vena di polemica, devo dire che a dispetto di questo grosso fermento di ricerca in Italia, le aziende, le industrie italiane investono poco nel settore della robotica e complessivamente i finanziamenti in Italia destinati al mondo della robotica sono sotto le aspettative e senz'altro sotto, come faceva l'esempio il professor Guglielmelli, all'investimento massivo in Giappone sia in campo accademico che in campo industriale.
Ciò nonostante, i ricercatori italiani sono noti a livello internazionale e ricoprono posizioni di vertice nei vari consessi e nelle associazioni scientifiche in cui essi sono impegnati. Ecco, professor Bonarini, nel campo militare, la ricerca militare in robotica, a che punto è? Perché per i militari è così importante? Beh, per i militari, come per i politici che gli stanno alle spalle, incomincia a diventare importante salvare la vita umana spesso dei propri militari. E quindi avere dei robot che possono svolgere dei compiti al posto dei militari è una cosa molto interessante. Quindi abbiamo già da molto tempo i cosiddetti missili intelligenti, che se vogliamo possono essere considerati dei robot, e ultimamente anche nella guerra in Iraq sono stati utilizzati dei robot per fare delle ispezioni. Quindi la procedura precedentemente era semplicemente avere la squadra di Marines che arriva di fronte a una casa, butta dentro una bomba e poi va a vedere che cosa è rimasto. Adesso mandano dentro un robot e eventualmente risparmiano la vita dei Marines e della bomba e di quelli che sarebbero stati uccisi dalla bomba, diciamo. Ecco, professor Guglielmelli, nel campo medico invece, noi italiani cosa stiamo facendo? Beh, credo si possa affermare in modo oggettivo che l'Italia ha svolto un ruolo pionieristico nel settore della robotica biomedica in particolare, anche grazie all'opera di ricercatori come il professor Paolo Dario, che opera presso la Scuola Sant'Anna di Pisa e che in qualche modo riconosciuto come uno dei padri fondatori, dirige un gruppo che ha originato numerosi brevetti e anche aziende in campo biomedico che producono ad esempio piccoli telerobot guidati per la colonoscopia, sistemi per la riabilitazione motoria che assistono pazienti durante ad esempio il recupero dopo un ictus e altri apparati che possono competere a livello internazionale. La qualità della ricerca è anche testimoniata da iniziative ancora più recenti. Vorrei menzionare solamente una che abbiamo lanciato presso l'Università da cui provengo qui a Roma, al campus biomedico, sull'utilizzo di sistemi meccatronici dei giocattoli, in realtà come quelli di cui parlavamo prima, però per la diagnosi precoce di patologie come l'autismo, quindi in bambini al di sotto dei 24 mesi, in situazioni e per patologie in cui attualmente è impossibile, prima ancora che inizino a parlare, poter avere indicazioni certe sulla presenza di patologie che possono essere poi devastanti nello sviluppo. Ecco, professor Siciliano, le nostre università, le nostre scuole forniscono una preparazione sufficiente a chi si sta specializzando? Direi senz'altro di sì. Diciamo, la robotica è stata introdotta in ambito universitario più o meno all'inizio degli anni 90. Che cos'è che ha favorito questa introduzione? Il carattere fortemente interdisciplinare della robotica, che spazia dalla meccanica all'elettronica, e non a caso è stato creato il neologismo meccatronica, che spazia dall'informatica all'automatica. Per cui sono diversi i corsi di laurea che hanno introdotto via via moduli didattici dedicati alla robotica. Il culmine della preparazione si raggiunge con il dottorato di ricerca. E parlo anche in qualche modo per esperienza personale, fresco laureato in ingegneria elettronica, nel 1983 decisi di intraprendere un dottorato di ricerca in robotica proprio perché attratto dagli aspetti futuristici della disciplina. Un altro ruolo importante, come diceva poc'anzi il professor Bonarini, è quello della diffusione di una cultura robotica nelle scuole. Ci sono diverse iniziative in merito e l'obiettivo è duplice. Da un lato quella di preparare potenzialmente le future generazioni di ricercatori alla robotica e dall'altro quello di migliorare, di aumentare il grado di accettabilità dei robot nella società. Ecco, professor Panzieri, la sua esperienza nel campo universitario? Ma sicuramente la preparazione che è offerta dalle università italiane non è seconda a nessuno. Io credo che anche in campo internazionale veramente non sfiguriamo. Le faccio soltanto un esempio. Uno dei libri di testo sulla robotica in assoluto più diffusi al mondo ha due autori. Uno è il qui presente professor Siciliano, l'altro è un suo maestro, attualmente mio collega, il professor Sciavicco a Roma 3. Ecco, professor Siciliano, i robot nel prossimo futuro come saranno? Che sviluppo ci sarà? Ma lo sviluppo è sintetizzato da un concetto che si sta diffondendo largamente in campo internazionale, in campo scientifico, che è il concetto di ubiquità della robotica.
Così come 20 anni fa già non si faceva più caso, ad esempio, alla presenza di un televisore nella nostra abitazione, e ora cominciamo a non fare più caso alla presenza di un personal computer nelle case, negli ambienti di lavoro. La scommessa è che di qui a 20 anni, a 30 anni, i robot possono divenire così pervasivi nella nostra società, nelle loro varie forme e realizzazioni, al punto tale di non fare più caso alla presenza dei robot stessi. E al tema della ubiquità nella robotica è dedicato il maggiore convegno internazionale del nostro settore, che si terrà proprio qui a Roma nel 2007, di cui io presiederò il comitato scientifico. E di questi robot del futuro, professor Bonarini, potremo fidarci? I robot sono comunque delle apparecchiature, quindi il fatto di potersi fidare dipende da come sono fatte. Uno dei problemi potrebbe essere che sono fatte male, quindi che non sono in grado di funzionare come si vorrebbe funzionassero. Un altro dei problemi è che siano invece programmati e quindi siano fatti per fare male, quindi potrebbe essere che non ci possiamo fidare perché chi li ha programmati non voleva che ce ne potessimo fidare. Una cosa importante però è che ci vorrà ancora molto tempo perché un robot sia in grado di capire quello che sta facendo e quindi eventualmente mettere in atto delle strategie per non far male, quindi che possano mettere in grado le persone di fidarsi. Quindi le leggi della robotica che Asimov, scrittore della fantascienza degli anni 50, introdusse come garanzia per l'uomo nei confronti del robot, per dire il robot non farà mai male a un uomo in nessun modo, in questo momento non possono essere implementate e non lo saranno per i prossimi forse 30-40 anni solo perché il robot non è in grado di capire se sta facendo male o non sta facendo male.